So da quale Ovetto Kinder sia uscito. Come ti chiami? Vediamo un po' come si chiama intanto. Elisabeth. Ah, Elisabeth. È quasi un nome inglese. Di dove sei? Non chiederlo a me, ti discreto un di Goli. Abbiamo un nuovo paese in Sardegna che si chiama Goli. Di Irgoli. Ma solo di Irgoli? Solo? Non è che la mammina dice qualcosa, no? Allora, Elisabeth è venuta qua insieme ad altri nostri carissimi amici che stasera, e voglio un applauso, sono i nostri angeli custodi, perché il papà dà suono ai suoni e la collega del papà dà luce alle luci. Il nostro service, grazie, un applauso. Allora, adesso abbiamo non freddo, ma abbiamo il canto a tenore. oh, il canto a tenore. Noi che viaggiamo tantissimo e visitiamo le scuole, ci siamo accorti che in una fascia di Sardegna molto famosa, che è dall'Oristanese sino a Tiesi, il canto a tenore è praticato da circa 4.000 ragazzi, e questo a noi fa molto piacere, ma fa ulteriormente rafforzo del canto a tenore che questi ragazzi nel 95% dei casi parlano il sardo. A casa loro l'88%, anche i familiari, parlano il sardo. Il 75% di questi ragazzi che fanno a tenore scrivono anche poesie. Evidentemente vogliamo dare una risposta a quelle persone che credono che il canto a tenore sia in una fase di declino. Vi sbagliate, perché il canto a tenore è sempre invece in una fase di forte ascendenza, perché quei ragazzi che cantano a tenore hanno 12, 13, 14, 15 e 16 anni. È vero, forse oggi sono mancati un po' i pastori, perché si chiama il canto del pastoralismo, però abbiamo, ecco, questi tantissimi studenti, ma anche avvocati, anche medici, abbiamo ingegneri, architetti, liberi professionisti, e questo fa solo che bene. Andiamo in quello che è deputato comunque umanamente e unanimamente il borgo legato al canto a tenore, perché dobbiamo essere anche molto sinceri: se un po' di visibilità planetaria il tenore ha avuto, lo dobbiamo anche ad una delle formazioni, la prima formazione che nasceva nel 1974 che ha portato in dote veramente il nostro canto nel mondo. Ma questi sono giovani, è una giusta continuazione, un ricambio generazionale che si presenta da Biti tenore Vizzichesu. Buonasera Mario, buonasera. Eccola, quella gioventù che noi amiamo e adoriamo avere nei palchi, perché è grazie a loro che questo canto non muore mai. E noi ringraziamo Elisabeth. Mi fate un applauso a questa mascotte. Grazie. Tenore Vizzichesu.